il bando vecchio scadeva il 30 giugno 2010. A inizio giugno io dico alla funzionaria: allora è pronto il bando nuovo? Risposta: no, non ci ho ancora iniziato a lavorare. Ho dovuto fare una doppia proroga di 7 mesi in cui siamo andati avanti per ragioni di natura igienica con la vecchia azienda, quindi già questo dice come fosse efficiente questa responsabile. Inizia poi il procedimento di stesura dei bandi e le email, cioè le due cose che mi si contestano sono queste. Cioè, la prima è un'email che io mando alla funzionaria poco prima che pubblicasse il bando, neanche quello della raccolta che è milionario, ma quella del controllo, che è un bando da circa 150.000 euro l'anno, che c'è una società che verifica il comportamento sia della ditta che faccia tutti i giri, che pulisca i bidoni, sia dei cittadini e delle imprese che facciano raccolta come si deve. Bene, io per questo bando ho scritto un'email alla funzionaria dicendo: guarda che ho fatto i conti della serra, per me i 186.000 euro all'anno che prevedi di dare per questo servizio sono un po' eccessivi, ti consiglio di abbassarlo a 145.000 euro all'anno. Indicavo perché l'ufficio, la persona, insomma, il guadagno del creditore, con questa cifra basta e avanza. Poi se avrebbe abbassato quindi il costo anche per il comune. L'unico motivo per cui l'ho fatto è risparmiando 40.000 euro all'anno su 5 anni. Di meno. Certo, io mi sono adoperato per far perdere 200.000 euro a quello con cui sarei stato d'accordo. Questa è la prima accusa. Poi la funzionaria trova una cifra intermedia e decide per 165, quindi era 186, io propongo 145 e si decide 165. L'altra email a bando pubblicato riguardava uno dei requisiti, perché era previsto che potesse partecipare a questo concorso solo chi avesse già fatto un servizio analogo in località di montagna. E la mia email, quindi un'email non è una chiacchierata che posso dire da racconti, è agli atti, è rivolta alla funzionaria e dice: ritira il bando e ripubblicalo senza quel requisito, perché mi sembra troppo restrittivo, rischiamo che partecipi poca gente e rischi di favorire i pochi imprenditori locali. Cioè che qua io mi sarei battuto, questo poi lei non l'ha ritirato, l'ha tenuto così, un unico partecipante locale, ed è quello con cui io sarei d'accordo, che tra l'altro è anche del gruppo di minoranza. Quindi proprio veramente questa storia ha degli incredibili dal mio punto di vista, ma i due interventi che ho fatto sono per ridurre la cifra, che mi ha fatto perdere i soldi, e due, allargare la base dei partecipanti per non favorire quelli locali. E questa è la prima accusa. Da lì ovviamente la procura ha dato credito a questa accusa, mi ha messo il telefono sotto controllo. Vengono fuori tutti i colori. Beh, insomma, viene fuori un'intercettazione fra lei, poi anche un assessore, al comandante dei vigili, in cui gli si dice: devi togliere gli autovelox da quel determinato punto. La procura dice: il sindaco lo fa apposta, è in campagna elettorale, non vuole che i cittadini si arrabbino e tolgano voti, e quindi togliamo le multe, per un po' non facciamo nulla. Ci sono anche delle email, alcune in realtà che non sono incluse negli atti, credo, però le pubblica il sindaco e sono significative perché danno l'idea del rapporto che c'è tra lui e questo comandante dei vigili, al quale lei evidentemente non vuole molto bene, perché ve ne leggo alcune. Però ci sono alcune cose che sono fondamentali, sulle quali non sono più disposto a transigere. Dovete essere vicini ai cittadini così come lo è l'amministrazione. Si sorride sempre, si usa il buon senso, non siamo nel Far West con gli sceriffi. Si è disponibili anche nei casi in cui sarebbe facile farsi prendere dal nervosismo, ci si fa ben volere anche dagli altri colleghi che lavorano in comune. Dovete stare più in strada, anche e soprattutto tu, e meno a feste, tu inteso tu comandante dei vigili urbani, e meno a feste, banchetti, messe, inaugurazioni, tombole di beneficenza ed altro. Devi far sparire le strane voci che circolano su di te rispetto ai strani rapporti con Maggioli, Volvo, eccetera, perché se scoprissi che anche solo una di queste fosse vera, nominerai subito un nuovo comandante. Non solo bisogna essere limpidi e trasparenti, ma anche evitare tutte quelle situazioni che possono far pensare male.
e va avanti così. Devi organizzare meglio il servizio per presidiare il centro, perché sono stufo di dover essere io a mandare SMS per dire che c'è un planetario abusivo, la casetta di demora abusiva, gente che suona, raccolta firme, clown, eccetera. Diciamo che un po' così, chi vuole il resto prende il libro. Non è facile stare sotto di lei, di sicuro. Non è facile, credo, neanche per una persona, forse si è sentito ferito anche nell'orgoglio, insomma un comandante, e se ne sente dire di tutti i colori. Tra l'altro sono email, quindi immagino che se non fossero autentiche lui avrebbe già fatto partire una querela. No, a parte che sarebbe, dovrei aggiornare i casi competenti, però questa è un'email, una delle tante che io ho messo nel libro proprio perché, per smontare l'accusa, cioè mi dite che io ho mandato un messaggio in campagna elettorale al comandante. Grazie, se mi intercettate nei 2 mesi, 3 mesi della campagna elettorale, non potete che dire questo, ma io dal primo giorno all'ultimo ho sempre avuto lo stesso rapporto con il comandante, in cui gli davo indicazioni, quando le rispettava gli facevo anche i complimenti, quando faceva o si dedicava ad altro lo richiamavo e gli tiravo le orecchie. Del resto poi 6 mesi di intercettazioni, perché lì le intercettazioni vanno di 20 giorni, prorogate perché non si trovava niente, 20 giorni, insomma dopo 6 mesi l'unica cosa che mi hanno trovato è un SMS in cui dico al comandante: togli gli autovelox perché avete rotto le scatole, altrimenti prendo provvedimenti. Dopo che per 3 giorni facevano imboscate nel posto dove chiunque non rispettava il limite, facevano diciamo una cassa, facevano cassa colpendo tutti selvaggiamente, quando le indicazioni del comune erano autovelox ogni tanto, ben visibile per fare prevenzione, ma le priorità sono abusi edilizi, falsi residenti, presidio del centro, delle scuole, eccetera. Allora qui bisogna capire qual è il ruolo di noi sindaci, di noi amministratori locali in genere, perché se noi possiamo dare delle direttive ma poi ognuno faccia quello che vuole perché tanto non si può richiamare quando non vengono rispettate, il nostro diventa un ruolo puramente onorifico, ma io a questo punto, visto che ci metto la faccia con i miei cittadini, i cittadini quando le cose non vanno vengono da me, non vanno mai dal funzionario o dal dipendente, ma vengono mai a dire siete dei maledetti con le multe, ma quando fate sto marciapiede non vedete che c'è la buca, non vedete il traffico, cioè le lamentele vanno sempre sul sindaco, giustamente, che ci mette la faccia, giustamente, ma poi deve avere anche la possibilità di decidere, perché se invece noi dobbiamo solo tenerci là, il rovescio della medaglia, ma poi l'aspetto quando è il momento di poter mettere, insomma, dare un'impronta chiara all'amministrazione, non possiamo dire niente, non possiamo fare niente, non possiamo suggerire di risparmiare dei soldi sul banco, non possiamo dire a un vigile di dedicarsi ad altro, ma veramente mi chiedo cosa stiamo a fare. Io prendo la fascia, gli vado al segretario comunale e che va lui a ricevere per tutti i giorni i cittadini e a rispondere delle cose che non funzionano in comune. Questo è un po' il nocciolo di tutta la questione. Queste sono le accuse che poi si traducono di fatto in abuso d'ufficio, violenza privata, perché questo SMS secondo l'accusa è violenza privata, e turbativa d'asta perché ho osato mettere il becco dando dei suggerimenti, che poi mi ha puntato la pistola, ho detto secondo me devi ridurre la cifra, appunto, l'ha ridotta a metà, secondo me devi togliere il requisito, non l'ha tolto perché ha fatto in testa sua, e questo è appunto turbativa d'asta, e questo è il motivo per cui sono stato arrestato il 24 aprile davanti a tutti i colleghi, perché eravamo in una seduta di sindaci del Bellunese, sono stato 21 giorni chiuso in casa, e poi quando mi hanno liberato di casa mi hanno chiuso fuori, ma non da casa, da tutto il paese, perché io non posso nemmeno arrivare 1 metro dopo il confine, e quindi quando porto mio figlio all'asilo arrivo al confine e lo do alla nonna che fa a mo' di staffetta. Quando 10 giorni fa è morto un ragazzo più giovane di me che conoscevo bene in una tragedia in montagna, non ho potuto andare al suo funerale. Cioè io non posso fare le cose anche della mia vita personale che facevo tutti i giorni e sono costretto a vivere in esilio. Poi a San Vito di Cadore ho dovuto trasferire la famiglia, e ovviamente posso girare il mondo, posso venire in posti magnifici come a Manchester, ma non posso mettere piede nel mio paese.